Stefano Cavallari, direttore sportivo del Monza, avete retto finché avete potuto, poi il centro quando ha premuto sull'acceleratore è emerso il tasso tecnico insomma, superiore, anche se insomma, avete fino a un certo punto giocato alla pari, no? Con quello di bianconeri. Sì, buonasera, abbiamo fatto una bella partita, secondo me noi siamo rimasti in partita finché abbiamo potuto, anche perché comunque sapevamo che non era una partita facile, loro arrivavano da una sconfitta di giovinazzo, noi volevamo fare comunque anche noi venire qua a far punti, però il risultato poi alla fine è la pista che parla, è venuto fuori questa vittoria del Viareggio. Devo anche vedere che i portieri hanno comunque fatto una grande serata tutte e due, perché sia il nostro sia Pablo Gomez di là hanno preso per secondo me l'impossibile. Poi dopo, vabbè, purtroppo si sa come l'hockey, sbagli il gol, prendi il gol e niente, comunque dobbiamo sempre cercare di lavorare. Adesso noi abbiamo una partita in casa col Castiglione, poi l'ultima andiamo a Lodi e abbiamo sempre le Final Four di Coppa, che è un obiettivo che ci abbiamo dall'inizio della stagione e vediamo di fare il possibile per portare a casa qualcosa. Noi ve lo auguriamo anche per essere in Italia, insomma tifiamo chiaramente per Gentilissimi per quello che avete detto in questo momento, è importante per noi penso raggiungere questo obiettivo per la società, per i ragazzi stessi, per i tifosi, per tutto quello che è il mondo dell'hockey e soprattutto dell'hockey italiano.